Sarda a farci da cicerone il direttore Bainjo Cuccu. Bainjo, è importante perché nello scenario regionale questo museo? Il museo è molto importante perché possiede una delle più grandi collezioni d'arte tessile sarda. Infatti la collezione museale è composta da oltre 350 manufatti che provengono sia dal paese di San Mugheo ma anche dall'intera Sardegna, e quindi ha una tipologia estremamente varia di lavori. Si va dalla bisaccia alla coperta, a tovagliati, ad abiti tradizionali. In questo periodo, visto che si avvicina la Pasqua, ospitate anche una mostra speciale. Allora, la mostra è dedicata al periodo della Quaresima e della Pasqua ed è una mostra della grande pittrice Liliana Cano di Sassari, che presenta una serie di acrilici su compensato che raccontano i testimoni e la vita di Cristo. Torneremo tra poco al museo per farci descrivere le opere d'arte più importanti che gelosamente custodisce. Torniamo attorno a quella fantastica tavolata. La cantina è una cooperativa sociale, nasce alla fine degli anni 50, poi si... Alcuni pezzi pregiati della collezione del museo, e si tratta dei tappino e mortu, che sono delle coperte particolari risalenti alla fine del Settecento e inizio Ottocento, questi in modo specifico provenienti da Orgosolo, e sono dei tappeti molto particolari anche perché si è perduta la modalità e la tecnica di fattura ai giorni nostri. Sono particolari anche perché derivano dalla lavorazione, dalle